Degli 85.000 azionisti di Veneto Banca, più della metà, circa 45.000, sono veneti. Oggi per le persone fisiche e i titolari di ditte individuali che abbiano un ISEE inferiore ai 26.000 euro, che siano titolari di azioni al 31 dicembre 2016 tuttora depositate e che le abbiano acquistate tra il 1 gennaio 2007 e il 31 dicembre 2016, l'Istituto di Credito di Montebelluna ha annunciato lo stanziamento di 30 milioni di euro. Una fetta pari a 10 milioni di euro sarà disponibile a quegli azionisti che, oltre a questi requisiti, possano documentare di trovarsi in difficoltà economiche a causa di cure sanitarie e di assistenza, alla perdita di lavoro dipendente, al pagamento di mutuo o affitto. L'iniziativa è aperta anche a chi non ha aderito all'offerta pubblica di transazione. Partiamo con un progetto che mi sembra sia molto attento anche ai casi individuali, alle situazioni particolari, non soltanto in base a un meccanismo, un automatismo, insomma. Quindi credo che questa sia una cosa bella. Gli interessati troveranno tutte le istruzioni sul sito di Veneto Banca, in tutte le filiali, e al numero verde 800 37 37 97. Oltre a questa notizia, la news del giorno riguardante Veneto Banca è quella che il piano di ristrutturazione dell'Istituto di Credito di Montebelluna, così come quello di Popolare Vicenza, secondo la UE non sarebbe completo e va rivisto. A me non risulta congelamento, a me risulta che c'è un processo che, come ha detto Fabrizio Viola, è un processo complesso, naturalmente articolato, che sta andando avanti. Mi sembra che stia andando avanti anche in tempi piuttosto rapidi. Non mi risulta che ci sia nessun congelamento.